Il 7 settembre 2025 non è solo una data sul calendario, è l'alba di una nuova era, è il momento in cui il Marsala 1912 torna a vibrare con il cuore della sua gente. Per i colori azzurri questa non è una semplice partita, è il debutto stagionale casalingo e il battesimo nel nuovo Marsala targato Angelo Casa, un presidente che ha scelto di mettere in campo un progetto ambizioso con grinta, visione e spirito di appartenenza. A dirigere il match per dovere di informazione il signor Citrano di Palermo, coadiuvato da Casisa e Leone, entrambi Palermo. Intanto Marsala in avanti, chiede un tocco di mani, l'arbitro lascia proseguire e accorda una semplice rimessa. Proteste reiterate del Marsala per questo tocco, probabilmente con un braccio. Occhio all'Accademia, la conclusione, scuffia para, ma si alza anche la bandierina dell'assistente Copra sotto la nostra postazione che segnala una posizione di offside. Un lancio questa volta ottimo per Miliziano che può entrare nel rigore, converge Miliziano, il cross Mancino, la deviazione e rischia tantissimo l'Accademia con una deviazione che ha chiamato Mistretta alla parata. Tocco corto per Duri, lancio sempre alla ricerca di Sferruzza che fa sportellate, Sferruzza in area di rigore, Sferruzza sconverge, temporeggia troppo, non riesce a trovare il tempo per la conclusione. Bene Corso che salta secco un uomo, vede, serve Chinnici, c'è movimento in area di rigore, Chinnici la mette nel mezzo, palla davvero insidiosa. Si fa vedere in avanti ancora una volta il capitano neroverde che va giù, assolutamente regolare la copertura di Fradella. Rosciglione, palla per Manno, palla lunga e Mistretta che riesce ad uscire con l'ennesima verticalizzazione di Lonigro per Manno, palla per Sferruzza che svirgola il pallone, diventa un assist per Manno, Sferruzza la conclusione alta sulla traversa. Si ricomincia dallo 0-0, si fa vedere Manna, Sinacori invece preferisce la verticalizzazione per Sferruzza, posizione regolare ma esce Mistretta al limite della probabilità di rigore. Il pressing che va a buon fine con il fallo, l'arbitro lascia giocare per il vantaggio, palla per Costa va via, Costa vede il portiere fuori, va alla conclusione, fuori la conclusione di Alessandro Costa. Ancora il Marsala in avanti, si fa vedere Galfano, ancora Marsala pericolosamente, palla dentro per Sferruzza, Costa la conclusione, rete, Marsala 1, Accademia 0 e va a festeggiare sotto i propri tifosi. L'arbitro lascia giocare per il vantaggio, allora Miliziano pigia sull'acceleratore, salta un uomo, salta il secondo, è davvero straordinario questo giocatore. Galfano al centro, Galfano la conclusione, sbaglia. Cambio di gioco per Lorenzo Galfano, controlla molto bene il numero 21 che converge verso il centro, potrebbe andare al tiro, palla dentro per l'inserimento di Corso che si era buttato dentro. Lancia davanti Sferruzza, vede, serve Costa la conclusione, 2-0, chiude il discorso, qualificazione Alessandro Costa, doppietta per il numero 40, bellissimo il gesto dell'attaccante lilibetano che è andato a abbracciare il compagno di reparto perché Sferruzza da ottima posizione avrebbe anche potuto calciare e invece ha preferito un servizio per Costa meglio appostato. Azione regolare Marsala con Tarantino che la mette nel mezzo e questa volta non riesce Sferruzza a trovare la via del gol, doppietta di Costa e adesso è festa in campo.